Va ora in onda Potere al Popolo. Come va? Come va? Ancora il buongiorno. Sammy Varin, Radio Libertà, Potere al Popolo, potere naturalmente alle vostre connessioni. Benvenuti su Radio Libertà a chi ci segue dal canale 252 del televisore, dalla banda DAB dell'autoradio. Buongiorno a chi ha scaricato. È la soluzione migliore, scaricare l'app di Radio Libertà sul proprio cellulare e poi schiacciate l'icona Radio Libertà quando vi pare e ci seguite anche in video se volete. Buongiorno a chi sta sbirciando il nostro sito internet radiolibertà.net, ricchissimo di informazioni e soprattutto di commenti che non vi aspettate su certi argomenti. Le ultime notizie: c'è una striscia rossa su Repubblica, affonda barcone di migranti, annega una donna di 30 anni, 87 tratti in salvo. E poi certo Milano, cedono i tubi d'acciaio, collassa l'insegna Generali sulla torre Adida, 192 metri d'altezza, temperature alte, probabilmente la colpa delle temperature, fatto sta che tutta la zona è stata transennata e molta gente si sta avvicinando proprio per vedere la scena. Quando cade il cartello Generali? Andiamo sul sito del Corriere, da Repubblica che eravamo prima. Chiara Petrolini, via il processo, lo ricordiamo, seppellì in giardino i corpi dei suoi 2 neonati. La studentessa di 21 anni deve rispondere di questo duplice omicidio. La Corte accorda la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa. I resti dei 2 neonati partoriti nel 2023-2024 trovati nel giardino della sua abitazione a Parma. Prima di tuffarci nuovamente in rassegna stampa, perché c'ho qualche segnalazione interessante da proporvi, la musica indipendente è minimo. Sammy Varin ogni mezz'ora lancia un artista indipendente. Quello delle 11 è un gruppo, si chiamano Stereo 8 Band. Ciao amici di Radio Libertà, sono Antonello degli Stereo 8 e oggi vi facciamo ascoltare Malo, che è un pezzo, è la nostra ultima hit estiva, fresca, ballabile, e quindi vogliamo sentirvela cantare tutta l'estate. Ciao! Luna persa in un altro bicchiere, con la testa mi porti oltre le nuvole. Dai, prendiamo 2 birre, vuoi vedere quanto è grande la luna dietro di me? Mi ricordi Milano e l'hangover, noi padroni del mondo senza regole. Può sembrarti un po' strano ma amore, potrei fare di tutto solo per te. Parto in quarta come un matto, un fulmine, lo sguardo tuo mi prende ed accende le mie ombre. Malo, malo, oh, oh, malo, malo, mi chiami malo, malo, oh, oh, malo, malo, tu eres. E tu città latina, vuoi sapere? Se ci penso son poche le altre come te. E ti fumi la notte, vuoi ballare? Fai del cielo una pista da ballo e parto in quarta come un matto, un fulmine, lo sguardo tuo mi prende ed accende le mie ombre. Malo, malo, oh, oh, malo, malo, mi chiami malo, malo, oh, oh, malo, malo, tu eres. Che se balli scalza balla il mondo ai nostri piedi, balla balla fino a quando chiude tutto e non vuoi folle perché cambia umore in un secondo. Tu hai Dio Jekyll, togli tutto quanto è nero dal mio sfondo e mi dici malo malo oh oh, malo malo, mi chiami malo malo oh oh, malo malo, tu eres malo malo, malo malo oh oh, malo malo, mi chiami malo malo oh oh, malo malo, tu eres malo malo oh oh, malo malo.
mi chiami Malo, malo, oh, oh, malo, malo, tu eres malo, malo. Roba buona, pompiamo solo bella musica e poi insomma roba estiva, roba leggera con Stereo 8 Band, scritto Stere, poi c'è un 8, Band, sonorità contemporanee, anima, live, testi intensi, atmosfere notturne, un'identità sonora forte e riconoscibile. Stereo 8 Band, cercateli su Facebook, su YouTube, sugli store digitali. Questa è Malo, con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin, certamente più tardi gli appuntamenti da non scordare, già me li state richiedendo. Mercoledì pensiamo di andare in onda anche con il grande ritorno molto atteso di È tutto Magna Magna alle 12 e ritorna questo richiestissimo appuntamento con gli appuntamenti da non scordare, non solo quelli targati Lega ma anche quelli sul territorio, e d'estate ce n'è una miriade veramente poco conosciuti e magari frequentatissimi dagli abitanti della zona, ma visto che la voglia di muoverci, di fare un weekendino è tanta, magari ci si sposta. Dicevo, rassegna stampa, chi non lo sapesse, conduco dalle 7:30 alle 9:30, quella che fu la storica rassegna stampa di Giulio Cainarca, che è passato alle 10 come collocazione, e la rassegna stampa non è più una rassegna stampa adesso che la faccio io. Certo, è un qualche cosa di un po' più leggero, a volte anche divertente, cerchiamo di riderci sopra, anche quando non c'è proprio niente da ridere. Siamo seri ma non troppo, andando sul quotidiano Il Giornale, perché lo mette proprio in prima pagina, il piano del governo a proposito di migranti, ed è chiaro che una polemica via l'altra, avete visto, si è messa anche la Cassazione che prova a far annullare il patto Italia-Albania, la brutta notizia che vi ho appena letto, ci sono morti per un nuovo naufragio. Cosa sta pensando di fare il governo italiano a proposito del famoso Click Day, che non lo chiamiamo più così perché poi abbiamo visto che era un magna magna pure quello per mafia, 'ndrangheta, Boeing, BDB Boeing. Il Giornale a pagina 2 anticipa sia 500.000 migranti regolari, ma scrive anche stop alle truffe sugli ingressi. In Consiglio dei Ministri proprio oggi arriva il decreto flussi per il triennio 2026-2028, ok a 164.800 nuovi arrivi l'anno tra lavoratori stagionali e non, colf e badanti, quote su basi regionali per evitare raggiri. Scrive Pasquale Napolitano oggi sul Giornale. In Consiglio dei Ministri sbarca il decreto flussi, un provvedimento chiave per la gestione dell'immigrazione. Il decreto fissa infatti la quota d'ingresso, grazie a intese con gli stati esteri, di immigrati destinati a soddisfare la richiesta di manodopera. Il governo Meloni ipotizza nel triennio 26-28 una quota pari a 500.000 ingressi, suddivisi in 164.800 ingressi l'anno tra lavoratori stagionali e non, colf e badanti. L'ok al provvedimento in programma alla riunione di governo fissata per le 15. L'esecutivo Meloni ha praticamente rivoluzionato il sistema delle quote. Innanzitutto è modificato il Click Day, la giornata dedicata alle aziende per far domanda di manodopera straniera. Con il nuovo meccanismo è stato abrogato il Click Day nazionale, spalmato per settori e regioni. Le quote suddivise su base regionale sono più rispondenti ai reali bisogni di manodopera dei diversi territori ed evitano le truffe. Nel 2025 è stato autorizzato inoltre l'ingresso di 10.000 stranieri destinato all'assistenza di anziani e disabili. A differenza degli anni passati, però, la procedura non si è conclusa con il Click Day di inizio anno. Per il 2025 infatti è previsto anche un secondo Click Day che riguarda in particolare il restante 30% degli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico alberghiero. La procedura scatterà dal prossimo 1 luglio. Le domande vanno presentate online sul portale ALI con controlli di veridicità
e un sistema di codice di attivazione per facilitare l'iter. Saranno potenziati i controlli per evitare truffe, inasprite le pene per le aziende. In passato il sistema dei click day si è prestato a truffe e raggiri da parte di organizzazioni criminali e infatti il Presidente del Consiglio Meloni a inizio mandato consegnò nelle mani del capo procura antimafia Melillo un dettagliato esposto sulle anomalie legate al sistema delle quote, esposto che poi ha dato origine a diverse inchieste della magistratura. L'ultima risale una settimana fa in Campania, un giro di svariati milioni di euro finiti nelle tasche di organizzazioni legate al business dell'immigrazione illegale. C'è anche un'altra piccola novità che riguarda il decreto flussi. Con la nuova norma potranno essere destinate alle quote anche gli immigrati che arrivano dai paesi cosiddetti sicuri. L'elenco comprende 19 stati: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Capoverde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Nessuna modifica invece nell'elenco degli interventi che resta invariato. Un decreto, spiega Piantedosi, con il quale il governo proseguirà nella sua ferma determinazione di consentire canali legali di ingresso, soprattutto a beneficio di importanti settori della nostra economia. Cosa che speriamo tutti quanti, penso anche voi, fatemelo sapere al 340-6709-659 che tutto questo serva a qualcosa. Cosa c'è di bello? Il qui Parlamento, ma pensavo lo mandassimo alle 11:30, lo mandiamo adesso, sì, dai, mandiamolo adesso. Ci fermiamo con Giagoni, qui Parlamento, riprendiamo alle 11:30 anche perché c'ho qualche altra segnalazione bella da lanciarvi, compresi gli appuntamenti da non scordare targati Lega in questi giorni. Restate lì. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Oggi mi rivolgo a lei con il cuore colmo di preoccupazione ma anche di speranza, Presidente, perché finalmente andiamo ad affrontare un tema che riguarda la dignità di ogni persona, soprattutto dei più giovani. Stiamo parlando del body shaming, stiamo parlando della denigrazione del corpo umano. Quante volte nel silenzio delle aule scolastiche, negli spogliatoi, in una palestra, in un complesso sportivo, sui social, al lavoro, ahimè, anche tra le mura di casa assistiamo a parole e gesti che feriscono profondamente l'anima di chi li subisce. Ferite invisibili, ferite che non possiamo vedere, che si insinuano nel cuore, lasciando cicatrici che spesso non si vedono, ma che segnano per sempre. Ricordo le storie di Michela, 13 anni, che ha tentato il suicidio dopo mesi di insulti sul suo peso, di Claudio, 17 anni, che si è chiuso in se stesso, vittima di insulti per il colore della pelle e per i tratti del viso, di Chiara, 11 anni, che ha smesso di mangiare ed è finita in ospedale, travolta dall'odio e dalla cattiveria sui social. Sono storie purtroppo non le uniche, ci ricordano quanto sia urgente intervenire. Michela, Claudio, Chiara ci ricordano come il body shaming non è solo una questione di estetica, ma una forma di violenza psicologica che mina l'autostima e la salute mentale. È un problema culturale ed educativo, ma anche una sfida normativa ed è quindi che abbiamo il dovere di entrare in azione noi, come Parlamento, senza distinzione politica e partitica. Serve certamente una normativa organica che riconosca il body shaming come una forma di violenza sistemica che possa essere combattuta con strumenti chiari ed efficaci. L'istituzione di una giornata nazionale contro il fenomeno è un'ottima base di partenza. Le scuole devono essere in prima linea. Devono essere dotate di programmi di formazione che insegnino il rispetto, l'empatia e le diversità. Le campagne di sensibilizzazione devono raggiungere ogni angolo del nostro paese per scardinare quei stereotipi e modelli tossici veicolati purtroppo da media e social.
Ai nostri giovani che ogni giorno si sentono esclusi, sbagliati, invisibili, oggi vi dico che il vostro corpo è vostro, è parte della vostra storia, delle vostre vittorie e delle vostre battaglie. Ogni cicatrice, ogni aspetto distintivo, perfino quelli che vivete come diversità, non sono altro che la storia della vostra vita. Siete unici, una vita da amare e rispettare nella sua unicità, una vita che non deve mai e poi mai essere messa in discussione, che vale la pena di sentire nella propria pelle appieno e con la leggerezza e l'entusiasmo tipici della vostra età. Non permettete a nessuno di farvi sentire meno degni, meno belli, meno importanti. Avete diritto di essere felici, di stare bene nel vostro corpo. Questo diritto è sacro e nessuno può calpestarlo. A chi invece umilia e ferisce vorrei poter dire: fermatevi, le parole che pronunciate possono uccidere. La cattiveria non è una battuta, ma veleno che inquina la società intera, intendo. La società che vogliamo costruire si basa sulla gentilezza, sulla dignità e sul rispetto. Ripeto, rispetto. Guardiamo oltre l'apparenza, tendiamo una mano, costruiamo invece di distruggere, perché non dimentichiamo che le ferite del corpo possono essere risanate, mentre quelle dell'animo non sempre trovano il giusto balsamo, la giusta medicina per essere cicatrizzate. Il body shaming non è un problema solo giovanile, è un dolore che attraversa tutta la società. Sicuramente l'aumento dell'uso di internet e dei social media ha reso più facile diffondere comportamenti dannosi. Questi strumenti spesso mostrano immagini di bellezza irrealistiche, irraggiungibili, impossibili, creando insoddisfazione e insicurezza, soprattutto tra i giovani. Uno studio ha dimostrato che vedere pubblicità con immagini perfette aumenta la vergogna e l'ansia delle ragazze, specialmente in chi già si sente insicura. Per combattere tutto questo sono necessari strumenti e campagne di sensibilizzazione, come già fatto contro il bullismo e il cyberbullismo. I social media possono anche essere usati positivamente per sensibilizzare, come il caso dell'influencer, come Selena Gomez, che ha parlato di accettazione, amore per se stessi. Le campagne di sensibilizzazione, i gruppi di supporto sono fondamentali per promuovere un'immagine più autentica e rispettosa del corpo umano. Mettiamo al centro di tutto la persona, con tutta la sua umanità, con tutte le sue fragilità e le sue speranze. Il corpo, l'apparenza e il numero sulla bilancia non sono elementi essenziali della nostra vita. Il nostro compito come rappresentanti di questa nazione è di proteggere, tutelare il diritto a stare bene nel proprio corpo, un diritto non solo presente nella nostra Costituzione, ma nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Un diritto che merita di essere difeso con tutta la forza, con tutto il cuore. Oggi ribadiamo che l'istituzione della giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico è un primo passo. Ringrazio la collega che è qua al mio fianco, prima firmataria di questa legge, che ritengo importante. Il 16 maggio, il giorno dedicato a questa giornata, è un primo passo perché la difesa della dignità umana deve essere presente ogni giorno. Concludo, Presidente. E mi rivolgo a chi ha subito body shaming, di non trattenere le proprie emozioni, i propri pensieri, la voglia di parlare, la voglia di cantare, la voglia di ballare, la voglia di essere se stessi. Ogni parola, abbiamo paura di pronunciare ogni parola, forse per un giudizio degli altri. Noi siamo unici, ripeto. Uscite da quella spirale, maledetta spirale del silenzio. Non permettete mai che il silenzio vi inghiotta. Alzatevi, parliamo, siate padroni del vostro destino e mostriamo al mondo l'amore per noi stessi. Questa è la rivoluzione che sposo io, che sposa il mio partito, che sposa la maggioranza e credo tutta quest'Aula. Per questo, come gruppo Lega, voteremo a favore di questa proposta. Grazie. Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare. In azienda ne risponde la Miriam. È un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di GastroFree, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate stamattina. Per le amiche, per gli amici c'è anche un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista notte, vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate GastroFree, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com sezione integratori e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare lecito e rispondere è solo cortesia. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Baila, baila, baila! Beh, ragazzi, è uno dei più grandi creatori di musica elettronica, tra i più amati nel settore. Si chiama Steve Zerby Sound, Zerby con la Y. Hypnotic Loop, veramente ci fa ballare, non troppo perché si suda, a quest'ora fa un caldo boia su Milano, poi stiamo tutti a guardare l'insegna, cade, non cade, cade, non cade, l'insegna della Generali non cade, e allora segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. L'ho detto, faceva pompare Steve Zerby. 11.36, certamente gli appuntamenti da non scordare targati Lega, salutando e ringraziando i tantissimi che hanno girato, che sono passati da una festa della Lega nel weekend, e ce ne sono molte sul territorio. Vi invito a sbirciare sul sito legaonline.it, ma certamente anche sulla pagina dei vari leader della Lega per saperne di più. Chiaro, se siete anche voi tra gli sfigati che restano a Milano in luglio, e vabbè, dai, va bene, cioè, poteva andare peggio. Questa sera a Milano ci si ritrova con un pezzo grosso della Lega, ragazzi. Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. Questa sera, ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, Roberto Di Stefano, sindaco della Lega. Ragazzi, sarà possibile fare il tesseramento della Lega, chiaramente, ma soprattutto si parlerà di Milano e dell'Interland, della nuova metropolitana che arriverà da Sesto a Cinisello a Monza, ragazzi, niente male, e di tante cosettine che vi riguardano se siete un po' pendolari. Questa sera sindaco Roberto Di Stefano, il sindaco di Sesto San Giovanni, ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, alla sede della Lega. Appuntamenti da non scordare per chi ci segue invece dalla Toscana, Viareggio, questa sera ore 18:15, Grand Hotel Royal, via Carducci 44, Viareggio, Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno. Si parla di decreto sicurezza e chiaramente si parlerà anche degli ultimi rilievi. Chissà chi gliel'ha detto alla Cassazione di fare rilievi. Avete qualche dubbio? A me qualcuno mi ha detto che potrebbe essere stato lui, intendo l'inquilino del piano di sopra, ma sono le voci del cavolo, del Sammy Varin. Beh, se siete in zona Viareggio, questa sera, ore 18:15, arriva Nicola Molteni alle 18:15 a Grand Hotel Royal. Non è solo, c'è il grandissimo Gianni Tonelli, responsabile Dipartimento Sicurezza Lega, Massimiliano Baldini, che spesso abbiamo sentito su queste frequenze, consigliere regionale della Lega, la deputata Elisa Montemagni, il segretario regionale della Lega Toscana Luca Baroncini. Tutta bella gente per parlare del decreto sicurezza che adesso è legge ma a qualcuno non gli va bene. Questa sera, lunedì 30 giugno alle 18:15, in quel di Viareggio. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega ci portano anche a sabato prossimo 5 luglio, mettete in calendario, a Treviso, Museo di Santa Caterina, sindaci e amministratori a confronto 2025-2030. Un incontro per dare voce alle nostre comunità, valorizzare le nostre radici, unire le forze e costruire il nostro futuro. Sabato prossimo 5 luglio alle 9:30 a Treviso, Museo di Santa Caterina. Sindaci e amministratori a confronto. Vediamo un po'.
tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, complimenti naturalmente agli amici di Oggiona con Santo Stefano, hanno fatto un festone della miseria in questo weekend. Il cartellone di Pontida certamente da condividere, se avete Instagram, se avete Facebook, scaricatelo dal sito legaonline.it e condividetelo, anche perché è un doppio cartellone. Da una parte si ricorda la Pontida del 20 maggio 1990, domenica 20 maggio dalle ore 10, tutti al giuramento di Pontida, recitava quel cartellone. Dalle 13 alle 23, grande festa popolare. Penso di esserci stato anch'io, quel lontano 1990 a Pontida. Ieri come oggi, il 21 di settembre del 2025, ci ritroviamo a partire dalle 10 al Pratone di Pontida, la tua Pontida, liberi e forti, domenica 21 settembre a partire dalle 10, e certamente se l'avete frequentata negli ultimi anni sapete com'è, decine e decine di stand di gazebo che arrivano da tutta Italia, ognuno porta i propri prodotti del territorio e tra i tanti gazebo c'è anche quello di Radio Libertà, e qui naturalmente vi voglio perché ogni anno abbiamo nuovi gadget da presentarvi, nuove cosettine belle. Mi hanno già richiesto come non mai il portachiavi bruciacchiato. Sì, lo bruciacchieremo, mi dicono, nel camino di Roberto Calderoli, quello del federalismo, dell'autonomia, quindi portachiavi in legnetto bruciacchiato nel camino di Calderoli, con scritto chiaramente Radio Libertà, e poi da far firmare ai big della Lega che ci saranno a Pontida quel giorno. Niente male, niente male. Appuntamenti da non scordare, 4 luglio, 4 luglio arrivano la Cisint e la Sardone in via Valsolda 21 a Milano, ore 11. Segnate giù: Anna Cisint, Silvia Sardone, basta moschee abusive, basta estremismo islamico. 4 luglio, ore 11, presidio contro gli abusi dei centri di preghiera musulmani non autorizzati e i predicatori che diffondono il fondamentalismo islamico, anche nella cassetta delle lettere, a sostegno della popolazione iraniana da decenni vittima del regime islamico degli Ayatollah. Chiaro che conoscere insieme la Cisint e la Sardone è una bella storia. 4 luglio, ore 11, Milano, via Valsolda 21, area parcheggio. Questi ed altri gli appuntamenti da non scordare targati Lega, che trovate naturalmente sul sito legaonline.it, ma anche semplicemente seguendo i big della Lega su Facebook o su Instagram. Cosa c'è ancora? Ancora il telefono l'imam, l'abbiamo già sentito prima. Cosa vuol dire ancora? Dai, sentiamo Francesco, sentiamo l'imam al telefono, sentiamo, pronto? L'Islam Sei. raggiunge tutti i posti del mondo, dove arriva la luce, è vero, dove arriva il buio, è vero. adora il tuo Signore finché ti arriva la certezza, Grazie. l'yaqin, la morte. Sì. Noi dobbiamo farle ricordare a queste persone che arriverà la morte. Ma guarda un po', arriva la luce ancora, c'è qualcuno che giustamente dice: se qualcuno che ci dà la luce al posto dell'Enel magari costa meno. Non scherzare, la luce islamica, mi hanno scritto anche questo via WhatsApp al 340 6709 659. Salutiamo naturalmente tutti gli imam che cominciano a citofonare a casa vostra. E ragazzi, poi non ditemi che non vi ho avvisato, altro che giornale comunista, bei tempi, i testimoni di Geova, quanto li amavo, adesso ti arrivano direttamente gli imam. A proposito, guarda qui cosa ti trovo, dove sono? Sul Libero? Sì, oggi sul Libero a pagina 3 è arrivata la notizia, se ne parlava certamente in queste settimane, noi da 10 anni che ne parliamo. A Pistoia sgomberato Vico Faro,
trasferiti 100 migranti. Oh yeah! Con il trasferimento di quasi tutti i migranti, oltre 100, via dal centro di accoglienza improvvisato nella parrocchia di Vicofaro da Don Massimo Biancalani, lo ricordate? Mamma mia, con la Cinzia Cerdini ne abbiamo parlato veramente da anni e anni, si avvia a conclusione questa esperienza molto criticata iniziata una decina di anni fa a Pistoia. Decisiva l'ordinanza di sgombero disposta dal comune il 7 giugno per criticità igienico-sanitarie. Praticamente pisciavano, cagavano, spacciavano, picchiavano, violentavano, il tutto intorno alla parrocchia di Vicofaro, frazione di Pistoia. E il Don non diceva niente. Dicevo, finalmente un lavoro attento, scrupoloso delle autorità. La canonica di Vicofaro a Pistoia è stata liberata grazie al trasferimento di tutti i soggetti che da oltre un decennio la occupavano in condizioni di abitabilità inaccettabili e indegne, dichiara il sottosegretario al Ministero dell'Interno Molteni. A Vicofaro, luogo per anni incapace di generare integrazione e inclusione, si è finalmente ristabilita legalità, sicurezza e rispetto delle regole. In questi giorni il trasferimento degli immigrati via da Vicofaro è avvenuto sotto traccia per l'impegno della diocesi e della Caritas, che hanno messo a disposizione i locali più idonei. I migranti trasferiti, rivendica la diocesi con l'ausilio di operatori e volontari, saranno seguiti nei loro percorsi di vita verso l'integrazione e l'autonomia. Al trasferimento diffuso Don Biancalani naturalmente si è opposto, ha fatto ricorso al TAR, lanciato via social un appello alla mobilitazione che non ha avuto risposte. Sempre in settimana il vescovo Tardelli si è dissociato da Don Biancalani e ieri la diocesi ha comunicato che circa 100 hanno accettato di lasciare Vicofaro. Sul posto restano solo alcuni fragili. La curia esorta Don Biancalani ad aiutarli ad accettare il trasferimento in strutture apposite dove saranno aiutati in percorsi personalizzati di cura e reinserimento. La curia inoltre ha chiuso gli accessi alla canonica e alle sale parrocchiali con dei pannelli, precisando che agli ospiti rimasti non è mai impedito né lo sarà l'accesso ai locali necessari per una corretta permanenza, come la cucina e i bagni. Così pare che si stia chiudendo l'esperienza Vicofaro. Chiaramente salutiamo e ringraziamo la consigliera comunale della Lega Cinzia Cerdini, che in tutti questi anni ci ha tenuto, magari ogni settimana facevamo la diretta per raccontare che cosa non combinavano gli immigrati a Vicofaro. Sono quelli famosi del gestaccio in piscina, dai, gestaccio fatto a Matteo Salvini, of course, li ricorderete. 11:48, sì, tra poco me ne vado in cucina a far risotto, ma ancora sul Libero, ore 13, non faccio finta di niente, oggi alle 13, no, a pagina 13, c'è Giuseppe Valditara, minimo ministro dell'istruzione, i giovani immaturi, ma è tutta colpa di chi glielo permette. Tra le novità decise ora dal ministro dell'istruzione c'è il ritorno della maturità, concetto abolito 25 anni fa dalla sinistra. Oggi la società è troppo protettiva nei confronti dei figli viziati e non responsabilizzati. Tra le domande fatte da Lorenzo Mottola al ministro, l'esame di Stato tornerà appunto a chiamarsi maturità. Perché? Perché è importante rimettere al centro il concetto di maturità, come dicevamo abolito 25 anni fa dalla sinistra. Secondo rilevazioni demoscopiche, il lavoro non è tra le priorità dei giovani. Il numero dei NEET è in continua crescita. Molti giovani danno l'impressione di avere già tutto, perdono il loro tempo sui social dedicandovi ore e ore, staccandosi dalla realtà. Una società socialista troppo protettiva. Genitori che si mettono sullo stesso livello dei figli, che li viziano, li proteggono. Genitori adolescenti, come li ha definiti il dizionario Zingarelli. Una società che non prepara alle sfide, che non stimola al rischio, che non educa ad affrontare le proprie responsabilità e anche gli insuccessi, perché li nega alle radici. In questo contesto non si matura, non si cresce, non ci si responsabilizza. La società fa fatica a correre, è una società statica, non proiettata verso il futuro. Prosegue l'intervista al ministro dell'istruzione. La colpa è dunque ancora e anche dei genitori?
È certamente preoccupante che di fronte a figli che distruggono arredi scolastici, cioè beni pubblici, vi siano genitori che contestano le sanzioni scolastiche, oppure che di fronte a un brutto voto si comportano come i sindacalisti dei propri figli. Il problema sono tuttavia innanzitutto i modelli culturali che ci hanno propinato in questi ultimi 50 anni, e aggiungo io anche soprattutto negli ultimi anni. Ancora, serve una rivoluzione culturale? Sì, perché esiste una cultura diffusa che minimizza concetti come quello di responsabilità individuale, che ha delegittimato l'autorità, che ha esaltato solo i diritti, trascurando del tutto i doveri. È un lascito di quel 68, di quel 77, della cultura dell'erbavoglio. Guai a parlare di doveri, guai a parlare di fatica, di merito, di assunzione di responsabilità, perché c'è chi ritiene che la colpa sia sempre della società. È quel modo di ragionare che risale alla sociologia marxista e radicale, che individuava la responsabilità della devianza nei mali del capitalismo, del mercato e della società borghese, cancellando la responsabilità individuale. Quindi colpa dell'ideologia e di chi la sostiene. Basta vedere l'ostilità con cui le norme sulla condotta sono state accolte. C'è chi ha parlato di repressione, di fascismo, e questo perché c'è chi confonde i concetti di responsabilità e di autorità con l'autoritarismo, mentre invece noi ci siamo mossi per contrastare comportamenti che non possono essere tollerati. Un esempio che mi è stato raccontato: una ragazza si mette ad ascoltare musica con il cellulare in classe, l'insegnante le chiede per favore spegni, la risposta è stata io non riconosco la tua autorità. L'insegnante si è rivolta alla preside che le ha risposto faccia quello che può. È la stessa situazione che abbiamo letto sui giornali di quel ragazzo che ha risposto al docente ma tu chi sei per dire a me quel che devo fare, e che di fronte alle rimostranze dell'insegnante lo ha preso a pugni. Signori, interessante e potente l'intervista di quest'oggi sul quotidiano Libero al ministro Giuseppe Valditara. E chiaramente, signori, queste sono cose che devono trovare spazio nella vostra giornata, quindi se ancora non siete usciti di casa, aspettate più tardi, prenotate dal vostro venditore, non so più come si chiama, venditore di giornale, giornalaio, edicolante, ma ormai li vendono anche al supermercato, prenotate il quotidiano Libero, perché oggi c'ha su l'intervista a Giuseppe Valditara. Certo, me lo richiedete, ma domani, come ogni martedì, sarà ospitato su queste frequenze sul quotidiano La Verità. Oggi a pagina 7 c'è l'intervista con Claudio Borghi. E anche qui roba tosta, si parla di riarmo. Il riarmo può falcidiare il welfare. L'unico modo per spendere per la difesa senza affondare è riscrivere il patto di stabilità. Bisogna tornare alla CE, era l'idea giusta di Europa. L'euro non è più il primo problema, ma i suoi squilibri restano. Questo ed altro a pagina 7 oggi sul quotidiano La Verità, e chiaramente Claudio Borghi, come ogni martedì intorno alle 9:45, lui fa capolino su queste frequenze. Certo, anche qui, se state per partire per le vacanze, un ottimo acquisto è l'ultimo libro di Claudio Borghi, 20 anni di sovranismo, dall'euro a Trump, come siamo arrivati fin qui e forse anche dove stiamo andando. Roba buona per parlare di Europa, di euro, di sovranismo e anche in questo caso di riarmo. Sì, me ne vado, non prima certamente di avere sbirciato gli WhatsApp al 340 67 09 659. L'insegna delle generali non cade perché è assicurata. Grande, per fortuna Manzoni c'è e lui si trova fuori zona e quindi non hai problemi, certamente. Salutiamo gli amici che sono tutti intorno al grattacielo milanese delle generali, spezzati tubi d'acciaio,
collassa l'insegna Generali sulla torre Adida a 192 metri di altezza, i vigili del fuoco danno la colpa alle temperature alte, chiaro che c'è pure una telecamera puntata, sono tutti lì a vedere, ma cade? Non cade? Cade? Non cade? Me ne vado. Torno domani, è una minaccia, ore 7:30, un'altra puntata della nostra rassegna stampa. Rassegnatevi. Grazie a Francesco in regia, a domani.